Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Giorgio Guido Lombardi, imprenditore, già consulente, amico personale di Donald Trump, che dovrebbe già essere in collegamento. È con noi Lombardi? Certo, buongiorno. Buongiorno e benvenuto, anzi bentornato su Radio Libertà, perché non è la prima volta che è ai nostri microfoni, è la prima volta in questo spazio e ne sono molto contento. Anche perché andrei subito, come dire, no, al dunque, alla ciccia, secondo me, del notiziario di queste settimane o mesi, probabilmente, che è un po' una certa caricatura, no, che imperversa nel mainstream italiano quando ci raccontano di Donald Trump. Caso di scuola i dazi, l'ultimo, in teoria, diciamo, ad ora sviluppo sono i dazi sull'alluminio e il ferro del 50%, ma in generale si affronta sempre questo problema col criterio dell'isteria, no? Come se la chiave di lettura per le azioni di Trump sia clinica, no? Psicanalitica. Vabbè, è uno così che si sveglia alla mattina e sale e scende coi dazi. Io credo che sia ovviamente una chiave povera, cioè paradossalmente anche se vuoi criticare Donald Trump dovresti per prima cosa capirlo. Allora volevo chiederle in esordio, diciamo, ma cos'è il dazio? Che tipo di strumento è per Donald Trump e a che strategia è funzionale, se c'è una strategia? Allora, per cominciare la strategia c'è. Un mesetto fa ero qui a Palm Beach con l'ex ministro del commercio e per un piccolo cocktail party e gli ho detto, senti, dico, ma cosa ne pensi di questi dazi? E lui si è messo a ridere e diceva, guarda che quella la strategia, come dicevi tu, come diceva lei, direttore. Possiamo anche sdoganare il tuo, se ritiene possiamo anche sdoganare il tuo. Va bene. È cominciata nel 2015, ancora prima che Trump diventasse presidente per la prima volta. Quindi la strategia per quanto riguarda l'uso dei dazi in chiave commerciale è una cosa che è stata programmata ma già da un decennio, e cioè è praticamente il modo per riportare a casa negli Stati Uniti quelle cosiddette industrie pesanti, quindi l'acciaio, tutte le costruzioni, diciamo le cosiddette industrie pesanti, ma soprattutto acciaio e alluminio, la fabbricazione. E dicevo, per quanto riguarda la produzione delle cosiddette industrie pesanti, soprattutto acciaio e alluminio, chiaramente costa un pochettino di meno produrle all'estero, soprattutto con il lavoro schiavistico che viene prodotto in Cina, per esempio. Però il problema è che l'acciaio che viene poi importato dagli Stati Uniti, da questi paesi terzi, sì, magari costa un pochettino di meno, però la qualità non è esattamente la stessa che quando viene prodotto qui a casa. Quindi le industrie pesanti, di nuovo alluminio, acciaio, tutto quello che è la produzione automobilistica, deve essere per forza riportata a casa e con incentivi sia di quanto riguarda le tasse, però anche dazi su quelle fabbriche che sono andate, come la Chrysler, a costruire le automobili in Canada oppure in Messico. Trump dice no, perché dovete andare a produrle là? Cioè, l'abbiamo costruite qui negli Stati Uniti per 50 anni, continuiamo a costruirle qui, perché se voi le producete là e poi le importate negli Stati Uniti, io vi metto i dazi. E infatti tante delle case automobilistiche adesso hanno ridotto la produzione di automobili in paesi terzi e hanno aumentato la produzione negli Stati Uniti, quindi c'è un chiaramente maggiore impiego, gli stipendi più alti di quello che c'erano prima, e quindi chiaramente l'economia funziona molto meglio e soprattutto i lavoratori, perché Trump, diciamocelo apertamente, è molto molto
libertario, nel senso che è molto sensibile a quello che qui chiamiamo i blue collar workers, e cioè le persone che lavorano nelle fabbriche. Certo, ma a tal proposito però ci dicevi una cosa che non viene molto detta, diciamo, da al di qua dell'Atlantico, e cioè che ci sono già dei benefici economici oggettivi della politica commerciale di Trump? Esatto, assolutamente vero. Purtroppo i grossi media anche in Europa e in Italia continuano a riportare delle cose che sono assolutamente false, non è che sono un po' così sbiadite, sono proprio contrarie ai fatti. L'inflazione è crollata dai tempi dell'ultimo anno di Biden, e una cosa che mi avevano anche intervistato sul prezzo delle uova, che quando Trump ha preso la presidenza era addirittura a $8, $7 a dozzina, e adesso sono sotto i 3, 2,80, 2,90, cioè ha dato addirittura la metà al prezzo delle uova, la stessa cosa al prezzo della benzina. E vuol dire, il prezzo della benzina vuol dire poi tutta l'economia, perché prendiamo la macchina per andare al lavoro, eccetera, eccetera, ma anche i trasporti, e quindi tutto il costo di tutta la filiera legata all'industria automobilistica e ai trasporti è andata giù del 10, 20, 30%, quindi l'economia americana sta andando molto bene. In più ci sono meno lavoratori al nero, grazie alle politiche contro l'immigrazione clandestina, e quindi adesso chi lavora si può permettere di prendere quello che è dovuto, non più $5 all'ora come si faceva con i lavoratori illegali clandestini, ma i $15 all'ora che sono diciamo quelli stabiliti dalla legge. Certo, faccio una parentesi nostra, italiana diciamo. Come ti spieghi tu questo doppiopesismo, mediatico per cui quando c'era Biden il problema delle uova in America non era, no, come dire, non era presente neanche nelle brevi dei nostri giornali. Poi improvvisamente lo hanno scoperto sotto Trump, nonostante dici tu sia calato. Come si spiega questo doppiopesismo a tuo giudizio? Beh, molto probabilmente adesso c'era un paio di articoli proprio oggi, sia sulla Verità che sul Giornale, ma sono stati ripresi anche da settimane, che in Europa, per esempio, l'Unione Europea finanzia grosse testate come La Stampa, il Corriere della Sera ed altro. Quindi cosa succede? Che diciamo, la narrativa di quello che sono tutte le storie, sia per quanto riguarda Trump, ma anche per i neoconservatori come Geert Wilders in Olanda, il nuovo presidente della Polonia, e Marine Le Pen in Francia, eccetera, e chiaramente anche la nostra Meloni, sono sfasate perché c'è chi da Bruxelles finanzia le grosse testate, i grossi media, per mandare avanti una narrativa che è molto di sinistra, comunque di un certo, chiamiamolo i globalisti, come vengono definiti, della sinistra internazionale, non solo l'estrema sinistra cinese, che anche loro pagano fior di soldi, come hanno pagato la campagna dei 5 Stelle e tutto il resto, però anche qui in America continuano a pagare tramite, diciamo, alleanze non necessariamente legali, per mandare avanti delle storie, delle narrative che non corrispondono alla verità. Grazie al cielo c'è Elon Musk, ci sono adesso 10 diversi tipi di social media, e grazie al cielo ci sono persone come te che sono veramente nel mio vocabolario degli eroi, perché si mettono in prima fila per difendere la libertà di parola e la libertà di esprimere veramente quali sono i fatti. Però i social media oggi sono quello che veramente sta
cambiando l'opinione pubblica, no? Perché l'opinione pubblica si sta rendendo conto che i grossi media ormai hanno delle agende particolari, che siano di una parte o dall'altra, o di qui o di là, e che la gente si fida di più degli amici della piccola trasmissione di quelli che sanno, che dicono la verità. E quindi diciamo che l'opinione pubblica sta cambiando, ma sta cambiando anche il modo di riportare le notizie. Beh, sei stato chiarissimo e tra l'altro scomodando il globalismo, credo che tu abbia toccato forse il cuore dei problemi, perché mentre ci raccontavi prima la strategia commerciale di Trump, mi veniva in mente una tesi che ha sostenuto per esempio spesso Edward Luttwak, il quale dice: guardate che Trump ha la strategia di fondo di reindustrializzare l'America, tutto il resto va letto in questa cornice. E quindi mi vien da dire, nel mirino della strategia di Trump c'è il globalismo, no, cioè l'ideologia della globalizzazione che in realtà ha fatto gli interessi di tutti tranne che dell'America e aggiungerei anche dell'Occidente. Assolutamente sì. Edward Luttwak è un amico, infatti ci siamo sentiti proprio pochi giorni fa, e nonostante lui abbia servito nell'amministrazione Clinton, quindi diciamo è stato e comunque ha fatto tantissime cose in tutte le amministrazioni, sia repubblicane che democratiche, però diciamo tempo fa era abbastanza allineato su posizioni democratiche, però oggi come oggi è una di quelle poche persone che ti dice le cose come sono, e anche se personalmente non è che è molto entusiasta, diciamo, del modo di fare di Trump, Sì. però riconosce che le strategie, sia quelle commerciali, quindi i dazi, o almeno la paura dei dazi, per fare in modo che le altre nazioni vengano a, diciamo, accordarsi, sia anche la politica industriale di cui abbiamo appena parlato, cioè nelle politiche di Trump, nella strategia di Trump, c'è anche tutta una fase di innovazione, perché l'America purtroppo ha speso miliardi, centinaia di miliardi per dei progetti assolutamente inutili, e lasciando da parte, marginalizzando tutto quella che era l'innovazione, soprattutto nel campo tecnico, chiaramente nel campo quantistico dei computer, eccetera. Siamo avanti, però dobbiamo continuare ad andare avanti. Però nell'innovazione pratica, parlavo con degli amici della regione Lazio, Aeroporti di Roma, un po' di tempo fa. Le torri di controllo americane degli aeroporti sono veramente antiquate. Ci sono addirittura l'aeroporto di Newark, quello vicino a Kennedy, uno degli aeroporti chiave della città di New York City, dove ci sono addirittura dei computer che vanno con i floppy disk. Devi ricordare che i dischetti che si mettevano, certo, funzionano ancora così, non sono stati ancora modernizzati, e quindi Trump ha detto dobbiamo assolutamente modernizzare tutto quello che è le infrastrutture. Non parliamo delle strade di Roma o di Milano, oppure le strade di New York, ma anche qui in Florida c'è da rifare tutto. Siamo molto molto indietro, bisogna le infrastrutture, i ponti, le strade, ma anche la marina mercantile. Chiaramente la marina militare Trump vuole rinnovare anche quella, però diciamo tutte le infrastrutture è tutto da rifare. Elon Musk è stato ingaggiato dal governo degli Stati Uniti per un periodo di 130 giorni, che è un periodo per legge per qualcuno che viene ingaggiato per fare un lavoro specifico, e non come un consulente, ma proprio come un impiegato, chiaramente a pagamento zero, non ha voluto essere pagato niente. E questi 130 giorni scadevano qualche giorno fa, e Elon Musk ha detto ok, grazie, ho fatto quello che devo fare,
arrivederci, grazie, adesso devo continuare a occuparmi delle mie ditte perché ho alcuni problemi. Il fatto che prima di essere ingaggiato dal governo degli Stati Uniti per Dodge, cioè rifare, riguardare tutto quello che era l'efficienza e l'efficacia dei pagamenti, soprattutto dei soldi che venivano sprecati e buttati via da tutte le parti del governo americano, prima ancora negli ultimi mesi della campagna elettorale Elon Musk si è speso moltissimo. Non è solo quei 100 milioni che ha speso per la campagna elettorale, ma il fatto di andare ai comizi, farsi vedere in televisione, interviste, eccetera, eccetera. E chiaramente ne ha perso moltissimo. Vediamo le ultime cose, addirittura gli hanno bombardato, gli hanno messo delle bombe nelle fabbriche, nei rivenditori della Tesla, persone che hanno privati, che proprietari di una Tesla hanno visto le loro macchine rotte o comunque vandalizzate. Quindi a un certo punto anche Elon ha detto basta, non sono un politico di professione, sono venuto qui per dare una mano a quello che io considero un grosso problema degli Stati Uniti, e cioè la spesa pubblica. La spesa pubblica deve essere messa sotto controllo e siamo tutti completamente d'accordo, io prima di tutti, perché siamo a dei livelli assolutamente astronomici e soprattutto perché il costo di questo enorme debito sta pesando veramente molto su tutto quello che è, diciamo, l'economia americana e la finanza americana. È anche vero che c'è stato, diciamo, uno scontro, diciamo, una visione diversa di come fare l'ultimo pacchetto che è stato presentato al Congresso in America, e Musk avrebbe voluto che ci fossero stati più tagli dei costi, e quindi si è trovato, diciamo, si è confrontato più che altro con il partito repubblicano. Però Trump ormai è diventato un politico e ha detto purtroppo alle volte la politica ci chiede di fare delle cose anche se non ci piace farle, però dobbiamo spendere questi soldi per cominciare a rifare di nuovo le infrastrutture, questo e quest'altro. In ogni caso quel principio di realtà a cui giustamente, no, ti richiamavi tu quando poi si fa politica, soprattutto ai massimi livelli mondiali, penso che incida, no? Per esempio io credo che alcune spese, vedi la spesa militare, Trump non voglia ridurla, anzi probabilmente voglia aumentarla, perché se il suo schema, diciamo, di politica estera è la pace attraverso la forza, immagino che, no, debba essere supportato da una deterrenza militare credibile, ecco. Ladri e rapine? Chiama Securbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Securbet 389 11 89 705. Militare credibile, ecco. Assolutamente sì, e come sai durante i 4 anni di Biden le forze armate sono state assolutamente massacrate, hanno abbandonato decine di miliardi di mezzi ma anche tecnologie in Afghanistan che poi sono andate a finire nelle mani dei cinesi, hanno completamente tralasciato tutta l'innovazione e la ricerca, e quindi c'è da fare, da riprendere dove quei 4 anni che abbiamo perso. Quindi assolutamente. E poi c'è tutta la questione della Space Force. Quando Trump parla dello scudo spaziale, chiaramente abbiamo visto in Israele come anche per una nazione relativamente piccola come lo Stato di Israele,
però con uno scudo spaziale si riesce a eliminare il 99 se non 90% di qualsiasi intrusione missilistica. La stessa cosa vale per gli Stati Uniti, solo che è una nazione molto più grande e molto più estesa, e quindi diciamo i costi sono superiori, però è una cosa che assolutamente deve essere fatta. Certo. Qui forse viene in mente, mi sembra, visto da qua, ma correggimi se sbaglio, che Trump abbia in mente qualcosa di analogo a quello che fece Reagan quando fece saltare il banco, no, rispetto all'Unione Sovietica, spostando la guerra fredda sul piano delle guerre stellari, no? Lui ha in mente un po' qualcosa del genere per ribadire il primato dell'America? Assolutamente sì, hai centrato la questione proprio completamente al centro. La Russia è già abbastanza, non dico sull'orlo del collasso economico, però economicamente è messa veramente molto male, e questa guerra gli sta costando veramente tanto. Purtroppo il carattere russo non sono persone che si danno per vinte, quindi sia i russi che gli ucraini, anche se dovessero ritornare a combattere con le frecce e le spade, ho paura che non la smetteranno facilmente. Detto questo, però, c'è anche il realismo di nuovo dell'economia, e quindi ad un certo punto anche l'Ucraina, senza gli appoggi americani, senza i finanziamenti dall'Unione Europea, a un certo punto dovrà anche cercare di, diciamo, ripensare a questa guerra. La stessa cosa vale per Putin. Certo, ma a tal proposito volevo chiederti, da, osservatore privilegiato americano, ma in questo caso anche da amico personale di Trump, ma ti risulta questa narrazione che dalle nostre parti va molto in voga sul fatto che lui sia nel migliore dei casi, diciamo, un alleato, nel peggiore dei casi un fido esecutore degli ordini del Cremlino, cioè che sia un pupazzo nelle mani di Putin? Ti risulta questa cosa? Guarda, queste se la sono inventati ai tempi di Hillary Clinton, e questa è una storia che hanno portato avanti di nuovo i globalisti e i clintoniani, diciamo, e addirittura negli Stati Uniti siamo in tribunale, dove già stanno scontando la pena diversi personaggi, tra cui anche ex CIA e ex FBI, che lavoravano per la fondazione Clinton e che avevano creato dei documenti assolutamente falsi, e avevano cominciato questa narrativa che Trump, diciamo, collaborava con Putin, eccetera. Queste persone sono state non solo trovate colpevoli, i documenti sono assolutamente falsificati, e queste persone sono già in galera, e ne andranno anche altri, perché adesso Trump dice: voglio andare in fondo a questa questione. E naturalmente i media continuano a ripetere roba che è vecchia di 10 anni, ma non solo, ma che è stata dimostrata falsa in tribunale addirittura, e quindi continuano a raccontare delle balle totali. È vero che Trump ha a cuore la fine della guerra tra Ucraina e Russia, è vero che sta facendo di tutto per mettere questi due pazzi, perché sono tutti e due pazzi da conto mio, a un tavolo e vedere di trovare una soluzione. Però è anche vero che Trump ne ha proprio piene le tasche di Putin e di questa follia, diciamo, di questa arroganza, di questo orgoglio nazionale che sì, si capisce, però sta veramente costando troppo a tutti. Quindi per quanto riguarda amicizia con Putin, assolutamente no. Si sono incontrati, si sono parlati per telefono proprio ieri, infatti sui televisori di oggi hanno dato notizia che appunto Trump ha confermato di aver parlato di nuovo con Vladimir Putin per circa 75 minuti,
però ha anche aggiunto che alla fine della conversazione non sono arrivati a nessuna conclusione, però cercano di parlarsi, cercano di trovare un accordo, però penso di nuovo che sarà molto difficile. Per quanto riguarda Trump, addirittura vicino ai russi non c'è assolutamente niente di vero e niente potrebbe essere più contrario dalla verità. Anche perché comunque c'è un dato, diciamo, di cronaca recente per cui gli unici 4 anni in cui Vladimir Putin non ha aggredito militarmente nessuno sono gli anni del primo mandato Trump, no, direi. Esatto. Quindi questa è la, come dire, la pietra tombale su questa retorica. Invece volevo chiederti, parlando di noi come continente, che poi da un punto di vista formale purtroppo diventa spesso noi come Unione Europea, ho l'impressione, ma volevo sapere una tua analisi su questo, che agli occhi di Trump ogni tanto sembriamo una piccola Cina. Cioè, chiarisco, non da punto di vista come la Cina è un totalitarismo, in Europa c'è, per quanto a volte, come dire, imperfetta e lacunosa, la democrazia, ma nel senso che mi sembra che Trump accusi l'Europa sostanzialmente di usufruire di politiche di concorrenza sleale ai danni di aziende merci americane, no? Lui si riferisce a barriere tariffarie, ma non solo. È così? Come vede lui questo rapporto sbilanciato, diciamo? Allora, bisogna chiarire che quando sia in italiano ma anche in inglese, quando si parla di Europa, alle volte c'è una confusione tra quello che è l'Europa delle nazioni e quindi un continente con tantissime nazioni, con tante lingue, con tante culture, eccetera, eccetera, e l'Europa come l'Unione Europea, e quindi questa bestia mezza politica, mezza commerciale, mezza legislativa, che non si capisce esattamente che cos'è, l'Unione Europea e quindi la burocrazia di Bruxelles, che è una cosa completamente diversa, sia per me ma anche per quanto riguarda la realtà delle cose, tra l'Unione Europea, questa cosa lì di Bruxelles, e l'Europa come diverse nazioni che cooperano in certi aspetti, ma non in tutti, condividono certi valori come libertà e democrazia, però non necessariamente con i burocrati dell'Unione Europea. Quindi quando Trump alle volte parla di Europa si riferisce molto spesso non alle varie nazioni, ma all'Unione Europea, questa entità burocratica che esiste centrata lì su Bruxelles, e che è quella entità che purtroppo detta le leggi di competitività e i dazi che l'Unione Europea ha verso gli Stati Uniti. Parlando di automobili, mentre gli Stati Uniti hanno un dazio sulle automobili che vengono importate dall'Unione Europea del 10%, l'Unione Europea ha un dazio sulle automobili che provengono dagli Stati Uniti del 30%. Non solo, ma le regolamentazioni, le regole per quanto riguarda i convertitori catalitici, dei tubi di scappamento, queste e altre cose varie, l'Unione Europea mette talmente tanti limiti alle auto che vengono importate dall'estero, che praticamente rendono i dazi non solo il 30%, li rendono ancora più alti. Quindi quello che Trump dice praticamente è: in certi aspetti l'Unione Europea ha fatto la guerra e continua a fare la guerra commerciale contro gli Stati Uniti, non solo nel quanto riguarda i dazi, che sono molto spesso il doppio se non anche il triplo, però anche per quanto riguarda le regole che sono imposte alle ditte americane quando portano prodotti nell'Unione Europea, molto più stringenti di quello che è dall'altro verso. Detto questo, bisogna anche dire che
Trump cosa sta facendo? Mettendo i dazi solo su certe categorie come l'acciaio, prodotti in acciaio e in alluminio, oppure automobili, può facilmente andare oltre quello che l'Unione Europea praticamente stabilisce per quanto riguarda l'accordo tra le nazioni dell'Unione Europea, e dire: io non metto i dazi, per esempio, cosa che aveva già fatto nel 17, sulla mozzarella campana, certo, che non lo fece. Esatto, può dire: io non metto i dazi sul parmigiano reggiano, io non metto i dazi su tutti questi vivi, eccetera, eccetera, e quindi praticamente può facilmente escludere quelle nazioni, dare presente una corsia preferenziale a nazioni come è già successo con l'Italia e continua a succedere con l'Italia, mentre invece altre nazioni come la Francia e la Germania, che veramente ci fanno contro, non avranno questa, preferenza. Beh, questo è molto interessante perché da un lato contraddice l'isteria, no, che imperversa nel dibattito italiano sui dazi. Dall'altra volevo chiederti, in parte mi hai già anticipato, se questa politica, appunto, rispetto all'Unione Europea ha degli obiettivi precisi, perché mi sembra che uno si chiami Germania, perché non credo che sia mai dato nella storia un paese a così forte vocazione esportatrice che approfitta di una moneta debole, no, rispetto alla sua diciamo storia economica, cioè l'euro rispetto al marco, no, una moneta debole. C'è anche questa stortura nella testa di Trump? Assolutamente sì, e infatti abbiamo visto che, per esempio, un'altra ragione per cui l'economia americana sta andando molto bene è perché le politiche di Trump cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che il dollaro sia sceso in confronto ad altre monete, e soprattutto adesso parliamo dell'Europa, in confronto all'euro. Quindi mentre prima era quasi parità 1-1, adesso siamo a 1,13 verso 1, quindi praticamente anche se ci fossero dei dazi del 10%, per dire, il fatto che il dollaro adesso è sceso del 13% rispetto all'euro praticamente annulla qualsiasi possibile futuro dazio del 10%, perché in effetti adesso chi esporta in America sta già guadagnando il 13% in più già adesso. Quindi in effetti le politiche di Trump per quanto riguarda le politiche monetarie stanno già praticamente favorendo quello che per l'Italia sarebbe l'esportazione verso gli Stati Uniti, perché mentre prima per un prodotto che tu vendevi a €1, oggi invece di prendere $1 prendi $1,13, quindi prendi molto di più. Quindi diciamo che questa politica di Trump per quanto riguarda la politica monetaria è un qualche cosa che sta favorendo paesi esportatori come per esempio l'Italia. Però è chiaro che ci sono anche delle note di politica vera, cioè nel senso di paesi come l'Italia, adesso la Polonia, l'Ungheria da parecchio tempo, che vogliono difendere i nostri valori giudeo-cristiani, e Trump chiaramente vede con grande favore queste nazioni, mentre invece non vede favorevolmente paesi come la Francia, che invece sono praticamente in mano e stanno diventando praticamente islamizzati. Però è anche vero che per quanto riguarda valori giudeo-cristiani, è anche vero che è una cosa che impatta la libertà di parola, perché quando vediamo cose come sono successe all'Università di Harvard, dove studenti ebrei sono stati picchiati, sono stati esclusi dalle classi, sono stati mandati via, dove ci sono
state negli ultimi anni, soprattutto con Biden, ma ancora adesso, dimostrazioni pro Hamas, quindi delle dimostrazioni non pro Palestina, ma pro terroristi. Quindi a questo punto Trump dice no, scusate, ma questa dovrebbe essere un'università che lascia parlare tutti, però quando lasci parlare, quando parli dei terroristi di Hamas, però gli ebrei devono andare a nascondersi, devono stare attenti e non devono uscire dai loro dormitori. Cioè, qui siamo veramente della follia, e quindi diciamo che ci sono delle politiche che non sono anticulturali, sono anti-libertà di parola. Beh, sei stato chiarissimo. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è relativa qui anche all'uomo Trump, cioè cosa rappresenta l'Italia per Trump? Che rapporto ha con l'Italia, al di là della evidente affinità, diciamo, ideale col nostro governo, con Meloni, con Salvini, che sicuramente aiuta, ma l'Italia cos'è nella sua testa? Beh, Trump è cresciuto a New York, a Queens, la metà dei suoi amici, di vicini di casa, ma anche quando è andato all'università e soprattutto quando ha fatto business come imprenditore e costruttore nella città di New York, i casinò, cioè parliamo di amicizie con italo-americani che sono vecchie di 50 anni se non di più, quindi Trump è molto vicino alla comunità italo-americana, conosce molto bene sia la cultura ma anche, diciamo, questa affinità diciamo di espressione e di emotiva. Vediamo che Trump è molto emotivo in certe cose, no? E quindi deriva da questa mamma scozzese, e gli scozzesi sappiamo che anche loro sono molto emotivi, molto simili agli italiani, a parte essere cattolici. Quindi diciamo questa affinità tra Trump e la comunità italo-americana, tantissimi dei suoi amici sono italo-americani, conosce bene la cultura, il cibo e tutto il resto, apprezza molto l'Italia proprio come cultura e come paese. E poi naturalmente l'affinità, diciamo, politica con la nostra bellissima Giorgia Meloni, ma anche con Matteo Salvini, tutto quello che era tempo addietro, Silvio Berlusconi, che aveva un'amicizia per l'America sproporzionata, quindi diciamo che questa amicizia rimane salda, fa parte del suo carattere, fa parte di quella che è stata la sua vita praticamente nella città di New York adesso. Certo, ed è comunque un'ottima notizia, almeno per chiunque non sia ideologicamente anti-americano. Giorgio, ti ringrazio infinitamente di aver chiacchierato con noi e ovviamente ti ridò appuntamento ai microfoni di Radio Libertà prossimamente. Grazie a te, grazie a voi e auguri con tutto quanto. A presto e buon lavoro.